Alle 5 e alle 7 del mattino, nella notte ormai alle spalle, sono risuonate per 2 volte le sirene di allarme a Chioggia e a Sottomarina, finalmente tornate in funzione per annunciare l'imminente acqua alta. Alle ore 9:30 il massimo livello della marea, registrata dal rilevatore di Vigo, è stato di 141 cm sul medio mare, superando così il limite del Baby Mose in Canalvena. Anche le fondamenta San Domenico e Canal Lombardo sono rimaste allagate, così Piazza Vigo, Corso del Popolo e il quartiere Tombola. I dati rilevati alla diga sud di Sottomarina hanno segnato il picco alle ore 8:15 con 148 cm per poi lentamente scendere, mentre i valori dell'intermedia postazione portuale nella laguna si sono fermati a 142 cm alle 9:25 di stamane, prima di una lenta discesa. Anche a Venezia i rilevatori nei pressi della Chiesa della Salute hanno raggiunto quota 144, che significa gran parte del capoluogo allagato. E per domani si annuncia una nuova mattinata di passione sul filo del Baby Mose. Sabato sera movimentato nella zona del Duomo a Chioggia. Molti residenti infatti hanno lamentato che attorno alle ore 23:30 sono scoppiati numerosi botti e mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici, i quali per qualche minuto hanno illuminato a giorno quella parte di città, nonostante l'entrata in vigore dell'ordinanza del sindaco che vieta i petardi dopo le ore 20, eccetto il 31 dicembre e la notte della Befana. Nonostante le indicazioni di alcuni residenti portano a incolpare gli avventori del bar Officina Alcolica ubicato in Campo del Duomo, il gestore, attraverso Chioggia Azzurra, rende noto che sabato sera c'è stata sì una festa musicale autorizzata, col volume entro i decibel prescritti dal comune, ma che lo scoppio dei botti è avvenuto per mano di altri passanti non coinvolti nella clientela del locale. Anche ieri sera tardi, peraltro, in Val d'Ario sono divampati fuochi artificiali a seguito del 35° anniversario della fondazione degli Ultras dell'Union Clodia Sottomarina, il cui deflagrare è stato udito e visto fino a Sottomarina stessa. Molti in città si chiedono quando cominceranno effettivamente i lavori di manutenzione straordinaria al ponte traslagunare delle Trezze, più volte annunciati e nei fatti sempre rinviati di almeno un mese. La soluzione inizialmente concordata tra ANAS e Comune di Chioggia, ovvero un anello di circolazione in entrata e uscita dalla città, adoperando la Romea in un senso e l'Arzeron nell'altro, pare non convincere più le parti. Dal quotidiano Il Gazzettino in edicola oggi si evince che i vigili del fuoco avrebbero suggerito di desistere dal proposito, probabilmente perché sarebbero più difficili le eventuali operazioni di soccorso in strade a senso unico. Pertanto torna in auge l'ipotesi del senso alternato, la quale però prolungherebbe i lavori di circa 2 mesi, senza contare che anche il ponte che attraversa il Brenta tra Brondolo e Calino ha bisogno di uguale manutenzione, con il rischio che la successione dei due cantieri si protragga fino all'estate. L'alternativa è rinviare una delle due opere alla fine della stagione turistica 2020, sempre se lo stato dei ponti coinvolti lo permette. E intanto non c'è ancora una data di partenza per il via alla ristrutturazione del ponte Trezze. Avrà luogo questa sera dalle ore 21 nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Chioggia il tradizionale concerto di Natale dell'Orchestra Sinfonica e Coro Tullio Serafin, diretti dal maestro Renzo Banzato, pianista, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio di Adria. L'appuntamento, che giunge quest'anno al significativo traguardo della 25esima edizione, si inserisce all'interno delle iniziative natalizie Chioggia è già Natale. Il programma sarà illustrato dal professor Paolo Padoan e si aprirà con il delicato intermezzo dall'oratorio Venite Pueri di Luigi Donorà, proseguendo con il maestoso Te Deum per coro, organo e orchestra, composto da Haydn per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Ampia parte del concerto sarà dedicata ai più celebri brani legati alla Natività, composti da Redner, Schubert, Gruber, Berlin, Couperin, Wade e Adam, elaborati nella versione sinfonica per orchestra, solisti e coro. Durante la serata, che prevede la presenza del soprano Miranda Bovalenta,
Sarà inoltre ricordato Handel nel 260° anniversario della morte. Si tratta di un programma che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico, dicono gli organizzatori, il quale ogni anno attende questo appuntamento. L'evento, nelle precedenti 24 edizioni, ha sempre visto il Duomo gremito in ogni ordine di posti. L'ingresso allo spettacolo è gratuito.